amici e amiche di Sicilia Magazine, ben trovati al Bellini International Context. In un periodo destagionalizzato rispetto a quello dei grandi flussi turistici, la regione siciliana ci offre una kermesse che permette l'interazione tra vari linguaggi dell'arte. Questa sera alla Villa Bellini si celebra il Cigno catanese Vincenzo Bellini con Vaga Luna che Emergenti. Le musiche sono in prima esecuzione e firmate da Cristian Paterniti, eseguite dall'orchestra del Conservatorio di Messina. La voce è di Angelo Campolo. Venite con me. Stasera è un concerto spettacolo che nasce nell'ambito di un progetto didattico del Conservatorio Corelli di Messina e seguirete un omaggio, una partitura musicale originale fatta dal maestro Paterniti e una storia teatrale raccontata da me, dove ho fantasticato e immaginato 3 notti nella vita di Vincenzo Bellini, da bambino, da ragazzo e poi da adulto. Quindi ci sarà un excursus nel privato, ma anche un po' come dire, nel racconto di quella che è la sfida musicale che Bellini ha creato ha offerto ai contemporanei del suo periodo. Qualche giorno dopo, a un pranzo domenicale, di fronte a tutta la famiglia, il nonno prende coraggio e formula la sua proposta in modo ufficiale, senza troppi giri di parole. Din 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 din. No, scusate, pensavo, ma dico, visto che questa famiglia è così in espansione e in crescita, ho pensato, ma perché Vincenzino non viene a vivere da me? Dunque, lo spettacolo nasce in collaborazione con Angelo Campolo, su commissione del Conservatorio di Messina, e abbiamo cercato di tracciare un profilo a 360 gradi di Vincenzo Bellini, io ovviamente occupandomi delle musiche, lui esplorando il punto di vista ovviamente della sua vita, degli aneddoti legati alla sua vita, e quindi dal punto di vista musicale siamo andati a riprendere e ripercorrere tutte quelle che sono le sue opere principali. Dobbiamo essere sinceri, una bellissima musica, anche il discorso che c'è mio figlio che suona in orchestra e quindi siamo qua da genitore e da pubblico competente. Sono molto importanti perché diciamo, raccolgono tante persone, sono degli eventi, questi sono degli eventi da non perdere in assoluto. Quanto è bello vedere la nostra città partecipe degli eventi culturali, un clima di festa che accoglie e abbraccia tutte le generazioni. Ci vediamo al prossimo appuntamento della Kermesse Belliniana. Alla prossima!